Buona giornata a tutti cari amici di Media News TV. Affari puntati quest'oggi sulla telenovela che riguarda il prossimo allenatore della Juventus dopo l'addio del club bianconero a Mister Allegri, uscito da vincitore portando sotto la mole in 5 anni ben 5 scudetti tricolori. Ebbene, con la panchina ancora vacante, il tecnico favorito in pole position al momento appare l'ex allenatore del Napoli e del Chelsea Sarri, il quale dopo aver guidato il club londinese in quest'ultima stagione, portandolo al terzo posto in Premier League e vincendo l'Europa League, potrebbe sciogliere il contratto con il ricchissimo club di Abramovich per tornare nuovamente in Italia ed allenare i campioni della Juventus. Al momento, secondo le ultimissime indiscrezioni, non è però tramontata del tutto l'ipotesi Guardiola, più di una suggestione per il presidente Agnelli, con cui i contatti sarebbero proseguiti anche in queste ultimissime ore. Sembrerebbe che sia Sarri che Guardiola abbiano firmato in tempi diversi un contratto preliminare con la Juventus. E nel duello a distanza tra i due mister, i tifosi bianconeri sono schierati massicciamente dalla parte del tecnico catalano, lanciando anche sui social network l'hashtag Sarri out. Intanto il potente agente intermediario Khalil Ramadani è al centro di un'operazione di mercato che riguarda Federico Chiesa. L'esterno della nazionale ha dato la sua parola alla Juventus per un quinquennale di 5 milioni a stagione. Ramadani è in cabina di regia per questo affare con la Fiorentina, che si è spesso affidata a lui sul mercato con la famiglia Della Valle nel corso degli anni, sia in entrata che in uscita. Adesso il club bianconero attende proprio novità da Ramadani per firmare il triennale di Sarri e per completare l'acquisto di Chiesa, un uomo ombra sempre più potente al centro dei dialoghi con la Juventus. Ringraziandovi naturalmente per la cortese attenzione, chiudiamo il nostro approfondimento con un servizio dedicato proprio alla Juventus campione d'Italia 2018-2019. Da Renato Scanu e dalla redazione sportiva di Media News TV Europe, a tutti voi la più cordiale buona giornata. La linea che può andare alla regia.